momento siamo anche su YouTube, in teoria. Semenio T. Ciao, mi sentite? Di qua mi sentite? Sì? Bene. E allora, buongiorno. Una diretta speciale oggi con una sorpresa per voi. Da dove? Sono qui davanti ai serralli di Sottoguda perché comune di Rocca Pietore. Oggi è un giorno particolare, un anno dalla tragedia di Vaia, e quindi volevo simbolicamente trovarmi nel, diciamo, epicentro di quello che è stato quel brutto momento di un anno fa. Va bene? Allora, intanto premessa: se potessi sdoppiarmi oggi sarei ad Asiago, sull'Alpago, a Gordino, insomma, lo sapete che è un momento drammatico per un grandissimo territorio, però simbolicamente sono qua, dovevo scegliere un posto e ho scelto questo. Intanto vi faccio vedere uno alla volta, perché devo spostare i marchingegni, che c'è proprio il fuoco acceso con le castagne. Intanto ringraziamo su YouTube qui Cristian e Federico, grazie della collaborazione, grazie mille. Faccio vedere qua. Ringraziamo anche il consorzio turistico della Marmolada che mi ha preparato questo gazebo nel caso piovesse. Eccoli qua ragazzi, li vedete, le castagne sono qua che stanno cuocendo di me. YouTube funziona? YouTube sì, funziona. Rispondono? Sì, mi scrivono. E ragazzi, ecco, li vedete tutti, quindi vi ho fatto vedere che qua non raccontiamo bugie. E allora, quindi usiamo questa data simbolica per fare anche una consegna. Che bello, le castagne! Vi porto le castagne a casa direttamente, la macchina è qui davanti, al primo che chiama. Il numero l'ho scritto sia dritto che rovescio perché mi non mai capì come che funziona, quindi ecco il numero, vediamo il primo che chiama. Tanto sblocco e il telefono, carichi, vediamo se qualcuno mi... Guarda, Non è ancora arrivato, Nicola. non è ancora arrivato qui? Ecco, Dove? Su YouTube? abbassa la mano, per vedere bene. Oh, già stanno chiamando. Ho la mano che trema. Vediamo dove devo andare. Ragazzi, siete pronti a sapere dove vanno a finire le vostre castagne? Allora, pronto? Pronto? E chi che parla? Da dove? Provincia di Venezia. Pianiga hai detto? Bene, dai, comodo, bene. Allora ascolta, io adesso preparo le castagne dentro il cestino qua, va bene? E ovviamente vi innovo, va bene? Ascolta, mandami un messaggio per piacere, mandami un messaggio a sto numero con l'indirizzo, va bene? Che arrivo. Deve rispondere alla domanda? Ah no, aspetta. Oh, qua. No, ti ho illuso probabilmente, perché c'è un quiz. Allora attenzione, state in linea, perché se non risponde bene lui potrebbe vincere qualcun altro. Sei tu pronto? Telefono? Sì. Aspetta, mi senti tu? Aspetta che alzi qua il volume. Aspetta, sta attento, sì. Allora, attenzione, perché oggi c'è appunto questo triste anniversario, ok? C'è una manifestazione, che ora oggi? Alle 4 dove? A Bosco Verde. A Bosco Verde c'è una manifestazione per tutti quelli che sono in zona. Se venite qua, mi raccomando, è un bel momento per ricordare appunto questo triste momento, ma anche per ringraziare tutti quelli che hanno sostenuto la zona in questo anno. Insomma, umilmente voglio essere da tramite rispetto a tutti quelli che vi vogliono dire grazie, perché avete aiutato un sacco. Va bene? Ascolta, sei tu qua in linea? Sono in linea. Jacopo, giusto? Sì. Boh. Allora, oggi c'è anche l'Internet Day, perché il 29 ottobre del 1969 c'è stato il primo trasferimento dati tra due computer via internet, va bene? Allora, chi devo ringraziare io per questo? Io sono influencer e ho bisogno di internet. Chi l'ha inventato questo trasferimento? Chi è stato il primo a creare questo trasferimento dati? 1. Me mamma. 2. Tonona. 3. Larry Roberts. Chi è stato? Terza opzione. Di chi? Larry Roberts, dillo. Larry Robert. Evviva! Bene! Allora arrivo. Ascolta, mi raccomando, prepara un'accoglienza sì, normale, bene? Ragazzi, fate vedere le castagne un attimo, venite qua. Fate vedere, un applauso a questi ragazzi che mi hanno aiutato. Fa vedere, vieni quanti, Federico, Cristian, tutti e due. Complimenti, va qua. Vieni un po' più qua perché vuol vedere anche loro. E tu? Bene, Rive Jacopo, ciao! Ciao.
Oh là, bene, ciao a tutti, grazie, mi raccomando, continuate a aiutare la zona come? Il territorio, non dico solo qui i serali di Sottoguda e Rocca Pietore, ma tutto il territorio colpito. Venite quest'inverno a sciare, se sciare costa massa, venite a mangiarvi un panin, va bene? Ciao a tutti, chiudo, va bene, vediamo come si fa qua sera. Allora, intanto qua, sto qua, in ritardo, vai Mona, ciao! Aspetta, fine. E dopo qua, ciao ragazzi di YouTube, siete qua gli ultimi, devo capire come funziona qua però, funziona come qua, ma disattiva il microfono, no, come si fa? Come si fa? Aiutatemi, non che ne la X, ah sì, vale qua, X, bravo manager.